Erano appena decollati dal campo San Marco Volo a solo 1 chilometro dal luogo del disastro, quando all'improvviso l'ultraleggero, ancora a bassa quota, è precipitato, andando a schiantarsi contro la canna fumaria di questa villetta. All'interno, al piano terra, una famiglia, padre e madre e il figlio di appena 3 mesi. Sono tutti illesi, solo tanta paura e lo shock per quanto accaduto. La vicina di casa ci racconta quei drammatici momenti. 5 minuti prima mi trovavo sul posto dove è successo, giù, che stavo tagliando l'erba. Sono entrata, ho chiuso la porta e come ho chiuso la porta ho sentito sto botto, pensavo mi fosse scoppiata la bombola del gas. Esco per andare a vedere e vedo una nuvola di fumo, una puzza tremenda di carburante, benzina, olio, non ho capito bene cosa. E in quel momento ho guardato su e non capivo nulla. La tragedia si era appena consumata. A morire Mario Ceccato, 70 anni, e Yuri Bortoli, 47, entrambi di Onigo di Pederobba. Uno è morto sul colpo, l'altro pochi istanti dopo. Una scena straziante, ad accorrere subito sul luogo dell'incidente i residenti. Ho visto questo aereo che si è decolato dalla pista qua e tutto su un tratto ho cominciato ad avere un'avaria e niente, si è schiantato direttamente sulla casa qua dei vicini e poi sono andato giù di corsa a vedere e niente, c'erano due piloti dentro. Parlando con la gente, una bomba atomica, hanno detto, insomma, ecco, c'è abbastanza, come dire, un bel botto, ecco. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri, la zona è stata transennata, l'area è ora sotto sequestro. I soccorritori hanno dovuto attendere l'arrivo del magistrato per poter estrarre i corpi. Alle 22 le vittime sono state portate via. I pezzi del velivolo sono finiti ovunque, anche nel cortile della casa accanto, così come un paio di occhiali rimasti incredibilmente integri, probabilmente di una delle due vittime. Il sindaco Chiara Mazzoccato, una tragedia che poteva finire anche peggio. Ci sono stati danni materiali e la cosa si è limitata a questo, oltre al velivolo e ai due passeggeri, quindi in questo senso si è limitata la tragedia, ma la tragedia rimane perché ci sono due persone che sono venute meno. Ieri sera è stato un via vai di cittadini. Via Giorgione è una zona di villette basse, tutte vicine. Il boato, l'odore forte del carburante, la scena terrificante del velivolo conficcato nella parete sulla terrazza, le due vittime. Impossibile, dice una signora, dimenticare. Questa notte nessuno dormirà.